Conegliano e Valdobbiadene sono i centri più importanti ai confini latitudinali delle colline del Prosecco Superiore. Le due porte d'accesso al paesaggio culturale, patrimonio mondiale UNESCO. Il punto di partenza di un possibile itinerario è la cittadina di Conegliano, città murata, sorta intorno al suo castello medievale, i cui splendori rinascimentali sono ancora impressi nei suoi signorili palazzi, e le loro facciate dipinte, patria del pittore Cima da Conegliano, considerato uno dei maestri del Rinascimento. Nel centro storico merita una visita il Duomo, che conserva una delle opere più famose dell'artista, la Madonna in trono col bambino tra angeli e santi. Della facciata del Duomo si intravede solo una croce che spunta dal tetto perché è coperta dall'edificio della Scuola dei Battuti, che a tutti gli effetti parte integrante del complesso ecclesiastico e insieme costituiscono un centro artistico che conserva opere pittoriche tra le più rilevanti dell'intero coneglianese. Ci troviamo in questo momento nella punta di diamante della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, ovvero nell'area denominata Cartizze, probabilmente la più famosa. È un'area di soli 106 ettari di vigneto su una superficie di circa 130 ettari di territorio, ed è la più famosa perché in seguito ad alcuni studi che abbiamo fatto siamo riusciti a comprendere che realmente la freschezza di questi vini e l'equilibrio anche tra zuccheri e acidi di questi vini siano assolutamente i migliori rispetto, o meglio, si raggiungono dei livelli migliori rispetto alle altre zone. Quali sono le caratteristiche particolari, insomma, che hanno reso così famoso questo territorio? Innanzitutto il perfetto sposarsi di un clima, di un suolo e di un vitigno, e poi soprattutto anche la sapienza del viticoltore che negli anni è riuscito a selezionare le tecniche culturali più adatte a questa varietà. Un vino quindi che in pochi anni è diventato il vino forse più famoso al mondo, è diventato un nuovo modo, un nuovo stile di bere che ha influenzato completamente l'enologia. Oggi i vini che vanno per la maggiore sono proprio i vini freschi, i vini profumati, i vini leggeri, e sicuramente il vino Prosecco ne è l'espressione migliore. Fresco, versatile e dalla moderata alcolicità, il Conegliano Valdobbiadene si presta a molteplici occasioni di consumo. Il segreto dell'abbinamento è saper coniugare la sua personalità elegante ma invasiva con preparazioni che facciano emergere le materie prime, grazie a cotture che mantengano i sapori e i profumi originali. Io sono Mauro Mazzero, sono titolare assieme a mio fratello dell'Osteria dei Mazzeri di Follina. La nostra cucina, è una cucina prettamente del territorio. Cerchiamo di mantenere sempre uno standard, che può essere legato alla tradizione, cercando un po' di rivisitare un po' i piatti e dargli sempre una nota un po' moderna, tra virgolette. Chiaramente noi seguiamo le stagionalità dei prodotti. La nostra osteria è situata in un vecchio edificio del 1700 circa. Questa zona, che noi siamo nel cuore del Prosecco DOCG Superiore di Conegliano e Valdobbiadene,
con la nostra tipologia di cucina si sposa molto bene. I nostri piatti, tanti dei nostri piatti sono proprio abbinati perfettamente a questo tipo di vino, chiaramente, che adesso comunque andremo in cucina da mio fratello Vito, che vi farà vedere la ricetta di un piatto che abbineremo perfettamente con il DOCG superiore. Oggi, visto che sta arrivando un po' l'autunno, iniziamo con un nostro piatto molto buono, direi. Facciamo i tortelli con la zucca, serviti su una crema di un formaggio delle nostre Maghe qua del Monte Cerzenga, del Monte Barbaria, con 2 o 3 chiodini che adesso iniziano come funghi autunnali di questa zona. Allora, questo piatto semplicissimo lo preparerà Manuel, è una sbollentata di 3-4 minuti, scolati, si salta con un po' di burro sempre di malga e poi lo mettiamo su un letto di questo formaggio molto saporito delle nostre Maghe, dei nostri monti. E sopra, come coreografia, i nostri funghi chiodini che adesso iniziano. Abbiamo guarnito con dei funghi chiodini eccezionali, lo accompagnerei con un buon prosecco, un DOCG che è immancabile per questo piatto, che si sposa molto bene. Già al primo sguardo, immersi nella bellezza del Conegliano Valdobbiadene, è facile capire quanto questo territorio tutto curve e saliscendi tra colline vitate sia eccezionalmente adatto alla pratica del ciclismo. Oggi siamo qui sulla zona del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, il Prosecco numero 1 al mondo. E io accompagno i turisti proprio in questa zona perché è una zona del patrimonio, diventata da poco patrimonio dell'UNESCO. Abbiamo turisti da tutto il mondo che vengono qui per ammirare questi paesaggi, questa nostra natura meravigliosa, arte, storia. Abbiamo dei prodotti tipici che tutti ci invidiano, i vini non ne parliamo di vari tipi, però il Prosecco, diciamo, è il numero 1. Il modo migliore per poter vivere e ammirare queste bellezze è venire con noi con l'Italy Cycling Tour in bicicletta e divertirsi tutto il giorno.